viaggio oggi inizia da qui, siamo alla base, è uno degli ingressi della Torre C dell'Arnas Garibaldi Nesima e andiamo a trovare la professoressa Lucia Frittitta che dirige il Centro per il Diabete e l'Obesità. Qui dietro di me vedete appunto diverse etichette, c'è l'unità dipartimentale di diabetologia e c'è anche il centro di cura per l'obesità. Andiamo a vedere di che si tratta. Professoressa Frittitta, intanto già dal nome il centro che lei dirige praticamente si occupa sia di diabete che di obesità. È evidente che c'è una correlazione fra le due cose. Sì, esatto. Il diabete e l'obesità sono due patologie che in qualche modo vanno di pari passo, soprattutto in molti casi. Tant'è vero che si è coniato un nuovo termine che si parla di diabesità, proprio per dire che l'obesità può essere un primo campanello di allarme che poi può portare anche al diabete di tipo 2 e quindi ovviamente la prevenzione o il trattamento dell'obesità spesso ci permette di evitare la comparsa del diabete di tipo 2, quindi sono due patologie strettamente collegate tra di loro. Ma quali sono i primi segnali di allarme ai quali bisogna fare attenzione? Cioè come si manifesta il diabete, come si previene? Allora, innanzitutto i primi segnali da fare attenzione se vogliamo prevenirlo, ad esempio è l'aumento del peso oppure un'alimentazione sregolata oppure l'eccesso, soprattutto il consumo di un eccesso di carboidrati semplici, tipo appunto bevande zuccherate, dolciumi e così via. I primi segni del diabete sono fondamentalmente un eccesso di sete, quindi che si chiama polidipsia, e anche un eccesso di produzione di urina che si chiama la poliuria, quindi questi sono i due segni principali. Ovviamente poi c'è bisogno di un riscontro di una glicemia sul sangue ovviamente periferico e questo ci permette di fare la diagnosi, quindi è una diagnosi estremamente facile. Perché si parla di diversi tipi di diabete? Sì, questo è importante perché quello che noi abbiamo detto anche la diabesità è il diabete di tipo 2, quindi che è il diabete dell'adulto più su base appunto dismetabolica. Esiste poi un diabete di tipo 1 che invece è quello che compare prevalentemente in età infantile e giovanile, quindi nei bambini, che è caratterizzata invece da una autoimmunità, quindi c'è una distruzione delle cellule del pancreas e questo determina una carenza di insulina e quindi è il tipico diabete che insorge precocemente e va trattato con insulina perché di fatto è l'ormone che viene a mancare. Quali sono gli strumenti attuali che avete a disposizione per combattere tutti questi tipi di diabete? Allora, per il diabete, se vogliamo cominciare il diabete tipo 1, sicuramente la tecnologia ha fatto grandi passi in avanti, quindi l'utilizzo di sensori per la misurazione della glicemia in continuo, quindi senza bisogno di dover pungere il dito più volte al giorno, così come l'inserzione di pompe di insulina che permettono anche lì la somministrazione continua di insulina e non c'è bisogno di fare anche le classiche 4 punture. Il paziente è più autonomo anche. È più autonomo, esatto. Per il diabete tipo 2 abbiamo tanta innovazione che viene sicuramente dai farmaci che combattono l'obesità e anche il diabete, quindi ad esempio i GLP-1 ma anche i farmaci ad esempio gli SGLT2 che sono delle altre categorie di farmaci e proprio aspettiamo in commercio quest'anno anche per la prima volta un'insulina settimanale. Quindi anche questa pensi è una grande innovazione perché il paziente anziché fare 365 volte l'insulina perché è un'insulina al giorno, la dovrà fare soltanto 52 volte perché è una volta a settimana. Quindi questa è un'innovazione che nel giro di qualche mese dovremmo avere disponibile. Adesso passando all'obesità che come abbiamo visto comunque è correlata proprio al diabete 2, quello dell'adulto, voi avete anche attivato dei PDTA, percorsi diagnostico terapeutici assistiti. Sì. Cosa significa? C'è una interdisciplinarietà, no? Coinvolgete anche altri reparti? Sì, questo è importante perché questo è un percorso che è un progetto della Regione Sicilia. Devo dire che siamo stati la seconda regione dopo il Veneto ad aver avuto un PDTA. Di fatto questo promuove l'interdisciplinarità tra medici e chirurghi fondamentalmente perché il percorso è anche per i pazienti che vogliono andare al trattamento chirurgico ed è importante perché appunto abbiamo dei protocolli condivisi, abbiamo delle discussioni mensili e quindi questo permette anche al paziente di andare in dei centri che hanno determinati standard di cura. Quindi noi infatti siamo il centro hub perché di fatto siamo caratterizzati, c'è la chirurgia, un grande numero di interventi e quindi questo ovviamente riduce in qualche modo le complicanze e quindi abbatta anche i rischi per il paziente. Facciamo un esempio, il paziente grande obeso con diabete che vuole arrivare all'intervento chirurgico, entrando in questo protocollo, che cosa gli succede? Con chi deve parlare? Fondamentalmente prenotando una visita e venendo nel nostro centro, poi siamo noi all'interno, c'è un percorso guidato in modo tale appunto che lui può fare tutte le varie consulenze necessarie, parla con lo psicologo, parla con lo psicologo, parla col chirurgo, se ci sono problemi respiratori parlerà con
lo pneumologo, problemi cardiologici col cardiologo, quindi tutto il paziente viene preso in carico dal PDTA e segue questo percorso che di fatto siamo noi a gestire il percorso e quindi non deve essere lui a prenotare ad esempio le singole visite e quindi a fare un percorso molto più complesso e anche molto più dispendioso per il paziente. Ci siamo spostate in una delle stanze del centro diabete e obesità della professoressa Frittitta. Questa è una stanza di Vital Day Service. Sì. Che cosa vuol dire? Il day service è una prestazione ambulatoriale complessa, quindi fondamentalmente i pazienti che hanno necessità di un approfondimento diagnostico per la loro patologia, sia l'obesità che il diabete, possono fare appunto nella struttura tutta una serie di esami, ad esempio non so, dal Doppler alla visita cardiologica, alla visita oculistica, all'ecografia addome, quindi tutta una serie di esami che ci servono per inquadrare meglio, ove ce ne fosse bisogno, la situazione appunto clinica del paziente. Quindi anche in questo caso risparmia al paziente la necessità di dover prenotare tutta una serie di esami in maniera, quindi è un pacchetto di fatto di esami che può essere fatto in un'unica struttura con uno o più accessi a seconda appunto delle necessità. E sempre a garanzia e tranquillità dell'utente, del paziente, vogliamo ricordare che questo centro ha ricevuto un riconoscimento delle certificazioni importanti. Sì, il centro da diversi anni è accreditato tra i centri riconosciuti dalla Società Italiana di Obesità, quindi anche sul sito della Società Italiana di Obesità si trova appunto l'indirizzo e tutti anche i recapiti del centro, ed è stato anche accreditato da diversi anni dalla società europea, l'EASO, la European Association for the Study of Obesity, che appunto è una certificazione che dà questi centri che hanno determinati standard di qualità per quanto riguarda il trattamento dell'obesità. Recentemente anche c'è il centro del professore Piazza, che invece è il chirurgo appunto col quale collaboriamo per la chirurgia bariatrica, che è stato appunto riconosciuto come centro di eccellenza per la chirurgia bariatrica. Quindi veramente dico, l'obesità appunto noi ci occupiamo di obesità da più di 30 anni. Quindi ovviamente questo ci porta ad essere, insieme anche col dottore Piazza, dei punti di riferimento per il territorio estremamente importanti. Oltre all'accesso chirurgico, no? L'intervento chirurgico, appunto la chirurgia bariatrica, ma si parla anche molto di farmacologia per l'obesità. Sì. C'è questa molecola di cui si fa un gran parlare, la semaglutide, sono stati conclusi di recente nuovi studi su questa molecola, pare sì, che funzioni veramente, ma bisogna stare attenti. Sì, allora innanzitutto la semaglutide è un farmaco che negli ultimi anni appunto ha dimostrato dei vantaggi appunto nel trattamento dell'obesità ma anche del diabete. In particolare nell'obesità è stato fatto uno studio recentemente pubblicato su una grossa rivista ovviamente del settore che ha dimostrato addirittura anche una prevenzione degli eventi cardiovascolari nel paziente con obesità. Quindi sono dei farmaci che non soltanto danno il decremento ponderale, quindi la perdita di peso, che è magari il motivo principale per cui noi li prescriviamo, però si portano dietro anche una riduzione di eventi cardiovascolari come ad esempio l'infarto, l'ictus, e quindi capisce bene che di fatto migliorano la qualità di vita. Voi lo adottate, lo utilizzate? Noi lo utilizziamo, quello che è importante è che ovviamente i farmaci sono dei farmaci, quindi non sono degli integratori, quindi è importante comunque che siano eseguiti sotto prescrizione medica, quindi il paziente deve essere adeguatamente seguito, perché ci possono essere, come tutti i farmaci, hanno delle indicazioni ma anche delle controindicazioni. Un altro farmaco molto recente in commercio da qualche mese è la tirzepatide, e anche questo è un farmaco che addirittura dà un decremento, una perdita di peso di circa il 20%. Anche questo appunto, quindi un'efficacia, in qualche modo ci stiamo quasi avvicinando alla chirurgia bariatrica come perdita di peso, quindi capisce bene che anche in questo caso perdere il 20% significa che una persona di 100 kg può perdere più di 20-25 kg, e quindi diventano dei farmaci molto performanti, insomma molto utili nel trattamento. Vanno assolutamente seguiti i pazienti, ecco, sì, non assolutamente. Compriamo su internet questo tipo di cose. Anche perché ci sono dei mercati paralleli che possono essere dove la sicurezza e la qualità del farmaco non è certificata e garantita, quindi il punto così in qualche modo dolente, se vogliamo, è che questi farmaci per l'obesità sono in fascia C, quindi sono a carico del cittadino,
e quindi questo ovviamente ne può ridurre in qualche modo la prescrivibilità, perché purtroppo sono dei farmaci costosi, perché appunto sono delle innovazioni terapeutiche e quindi spesso ci scontriamo noi di fronte magari alla impossibilità di prescrivere il farmaco perché il cittadino non può permettersi il costo di questi farmaci che andrebbero fatti per lungo termine, quindi vanno fatti per mesi se non per anni, e quindi diventa quindi anche qui c'è le società si stanno muovendo per capire se almeno in una piccola fascia di pazienti questi farmaci possono essere dispensati dal sistema sanitario nazionale. Forse in futuro ci si arriverà. Sì. Ma è importante, parliamo anche di prevenzione, perché diabete e obesità si possono prevenire. Sì. Voi siete attivi anche su questo? Sì, noi abbiamo parlato del trattamento farmacologico e chirurgico, però alla base questo di tutti i trattamenti, anche prima o insieme al trattamento con i farmaci e con la chirurgia, c'è sempre lo stile di vita, quindi mangiare bene, muoversi, ridurre ad esempio i cibi ad alto contenuto calorico, i cibi ultraprocessati, quindi mangiare bene sin dall'infanzia permette di fatto di prevenire una serie di patologie, perché noi ci stiamo concentrando su obesità e diabete, però vorrei anche ricordare che ad esempio generalmente l'obesità può anche predisporre ad alcune malattie oncologiche o a malattie respiratorie, quindi mantenere un peso normale nell'arco della vita di fatto è l'assicurazione sulla salute che ognuno di noi può fare per mantenersi appunto in buona salute ed avere una vita anche il più lunga possibile. Professoressa, concludiamo questa nostra chiacchierata con la domanda che faccio sempre. Ha un sogno, una speranza, una visione per il futuro del suo reparto? Beh, la visione sicuramente è quella di fare sempre meglio, nell'interesse ovviamente dei pazienti, perché ci sono tante criticità in questo momento in sanità che spesso non dipendono soltanto da noi, ma ovviamente dipende un po' anche da tutto il sistema in generale. E quindi ovviamente il nostro desiderio sarebbe quello di accontentare tutti i pazienti che vengono qui. Questo non è sempre possibile appunto per le liste d'attesa, perché noi siamo pochi e quindi ovviamente non è questo appunto io lo vivo anche con un po' di disagio, perché in qualche modo vorremmo dare la possibilità appunto a tutti di poter accedere al centro. Quanti siete a lavorare qui nel reparto? Questo reparto fondamentalmente ha 2 unità ospedaliere e una universitaria oltre me, quindi soltanto 4 medici e 2 infermieri, quindi capisce bene. La speranza è di incrementare ovviamente il personale e comunque insomma anche le tecnologie di cui oggi insomma appunto sono necessarie per trattare sempre al meglio il paziente, ovviamente, perché poi il nostro interesse è la salute del cittadino che si rivolge a noi, insomma, ecco, di fare sempre il meglio possibile per chi si rivolge verso il nostro centro. Buon lavoro al Centro Diabete e Obesità dell'Arnas Garibaldi Nesima. Grazie professoressa Frittita. Grazie a lei, grazie. Arnas Garibaldi, azienda di rilievo nazionale ed alta specializzazione. Non è soltanto nelle tecnologie avanzate, nelle chirurgie, nell'oncologia, nelle discipline di horizon scanning nella scelta terapeutica, ma anche nella gestione globale del paziente. Obesità, diabete di primo e secondo tipo, piede diabetico, è una gestione che la professoressa Frittita riesce a garantire all'interno di un'Arnas con tutte le discipline, la vascolare, la chirurgia, l'ortopedia, la ginecologia per altri aspetti, la pediatria, che insieme offrono e garantiscono al paziente un unicum. Il rapporto deve però svilupparsi tra ospedale e territorio. Se l'Arnas Garibaldi è secondo livello, un primo livello importantissimo nel territorio. Ecco perché si inseriscono tra di loro nei loro quotidiani confronti professionali, professionisti che gestiscono il primo livello a livello territoriale e professionisti che gestiscono come secondo livello l'attività a livello di ospedale, di grande qualificazione di diagnostica e risposte terapeutiche. Insieme si lavora per il paziente, che è l'unico vero obiettivo della sanità nella nostra terra.